puntata tutta dedicata a Napoli. Ammettiamo anche in redazione di aver studiato una pagina in più, perché tutti i napoletani lo sanno. Chi non è di Napoli può anche non sapere cosa siano le guarattelle. Le guarattelle vantano una tradizione antichissima, ma non ve la devo raccontare io, ve la deve raccontare chi vive queste guarattelle e chi sa essere un'artista contemporanea di queste guarattelle. Lei è Irene Vecchia, che faccia il suo ingresso. Piacere, Teresina, ben trovata. Buongiorno. Salve. Buongiorno Irene, prego, Grazie. si accomodi. Siamo di fronte ad una gigantesca, voi dite, ma io l'ho vista prima, ho detto com'è carina, tenera, mi voglia di prenderla in braccio. Ma di che? Stiamo parlando di un artista gigante. Lei è un artista gigante, lo Grazie. sa? Grazie, è tutto vero. Artista e artigiana, perché poco fa è entrata con una pulcinella, per esempio, riadattata, no? Sì, questa è una pulcinella femmina, donna, sì, che è nata qualche anno fa. Diciamo mantiene l'iconografia di Pulcinella, sì, perché lo spirito è quello, ma naturalmente ho cercato di trovare un copricapo simbolico alla stessa maniera del tipico copricapo di Pulcinella, che invece è un simbolo fallico e rappresenta delle espressività di un certo lato dello spirito di Pulcinella, e quindi nell'esigenza ho modificato, mantenendomi vicina anche all'iconografia tradizionale, quindi certo, i colori dei nastri come quelli del carnevale, e un copricapo che comunque mantiene una tradizionalità, magari non proprio contemporanea. Ma siamo lì, Irene, non proprio contemporanea, dice lei, ma lei è tutto. Fuori dal tempo. Lei riesce a essere dentro il tempo e fuori dal tempo. Allora, le guarattelle, che cosa sono? Sono queste, sono dei guanti, no, dei travestimenti della mano, diciamo. Diciamo fisicamente le guarattelle, il termine guarattelle abbraccia tanti aspetti di una tradizione molto antica che viaggia sulle mani dei burattinai da più di 600 anni. Senza certificazioni è difficile sapere quando sia nato Pulcinella Burattino, così come del resto anche quello della maschera. Però ci sono delle testimonianze sparse qui e lì che ci lasciano intendere quanto indietro è cominciato il viaggio di Pulcinella. Da quanto tempo Pulcinella viaggia, esatto, ed è sempre giovane, anche lui. Sempre giovane, sempre attuale. Sempre un po' bambino. Sempre un po' bambino, ma quando deve dire la verità, ridendo e scherzando, Pulcinella dice la verità. Esattamente. Almeno così si dice. Allora, le guarattelle sono la gioia di tutti i bambini, perché sono la gioia di tutti i bambini, però le tue guarattelle, Irene, diamoci del tu, ma sì, lanciamoci. Diamoci del tu, grazie. Grazie a te. Fanno pensare e ragionare su tante cose. Intanto non solo Pulcinella, guardate che famiglia. Questi sono dei personaggi di uno spettacolo che abbiamo messo in scena alcuni anni fa con un aspirante giovane burattinaio, non tanto giovane, però era un nuovo neofita dei burattini, che a partire da un testo che si chiamava Le fatiche di Pulcinella voleva farlo con i burattini, e quindi abbiamo lavorato. È stato il mio primo allievo e da lì è cominciato poi. Ci hai portato anche altri, ovviamente ci hai portato Pulcinella, adesso scopriremo anche come parli Pulcinella, perché ha quella voce che è meravigliosa, un po' inquietante, che riconosceresti tra miliardi di voci. Ma la nostra Irene tiene viva questa tradizione, prepara dai burattini alle scenografie a tutto. Cioè il tuo è diventato un lavoro, ma quando? Quando è che tu ti sei innamorata di queste guarattelle? Hai detto proprio, hai usato il termine giusto, perché io mi sono proprio innamorata di Pulcinella, avevo 18 anni, e quando ho visto Pulcinella per la prima volta in scena è stato veramente un colpo di fulmine, e ho pensato: io voglio passare il tempo con questa forza, con questa energia. E sono stata fortunata perché appunto ho incontrato i maestri nel 2000 e dall'epoca non ho mai smesso di farlo. Ho attraversato, ho fatto anche altri lavori, ho continuato la mia ricerca artistica che è cominciata con Pulcinella e ancora, spero, non finisce. Ma quanto sei bella! No che non finisce, no che non finisce. Guardate, anche perché vi dobbiamo raccontare poi dove si trovi questo teatro. Cioè, Irene è veramente una forza della natura, e
Voi pensate che con le sue guarattelle, io sto guardando anche le altre che ha portato, ma tra poco ve le sveliamo, lei ha messo in scena Natale in casa Cupiello. Ora, omaggio all'infinito Edoardo De Filippo, però rendere Natale in casa Cupiello con le guarattelle, no, vabbè, guardate che meraviglia! Ecco, questo è un bellissimo progetto che è nato 4 anni fa. Io, diciamo, non sono l'autrice dei pupazzi che interpretano i personaggi di Natale in casa Cupiello, che invece è Tiziano Fario, un bravissimo artista e scenografo. E qui vedete la compagnia sia materiale che umana, con la scenografia sempre di Tiziano, e l'idea della produzione, che dei Teatri Associati di Napoli, da un'idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia con la regia di Lello Serao, era quella di omaggiare il maestro, omaggiare anche e soprattutto il testo di Natale in casa Cupiello, che nel 2021 compiva 90 anni dalla prima rappresentazione. E questo è forse il modo migliore, secondo noi, di poter valicare anche le limitazioni dei corpi degli attori e quindi evitare anche un inutile paragone con il maestro e con una rappresentazione che forse... Sicuramente evitare il paragone, però significa anche riattualizzare e far vivere in un'altra forma quel teatro. E dare una voce diciamo, animando una cosa che vita non ha, rievocare la vita che non finisce mai. Tu sei bella. Allora, in Irene Vecchia è tutto questo, e per questo vi parlavo del suo saper essere contemporanea. Allora, Pulcinella parla in un certo modo. Tu pure, per forza, sei la voce. Tutti i Pulcinella parlano con la stessa voce e noi che muoviamo Pulcinella in qualche modo assecondiamo questa richiesta accompagnandoli. Possiamo vederli in movimento, in vita? Certo, Pulcinella! Pulcinella! Salve, ciao Paola! Salve Pulcinella, benvenuto all'Ora Solare, grazie. Evviva! L'applauso che lo facciamo noi. Aspetta, ma mi metto qua dentro e non posso. Pulcinella, sono innamorata tua, la tua fidanzata, Pulcinella. So. Come so? Pulcinella, so Teresina. Teresina. Oh! Ma qua Teresina non sei morta! Pulcinella, vieni con me. È venuta l'oratoria. Ma che ore? Come che ore? È l'ora che devi morire. È l'ora che ha morì. Ah sì? Aspetta. Aspetta allora, qui. Ha paura da basta. Aspetta. E so fa solo la pasta. Pulcinella. Teresina. Pulcinella è bravo, che paura. Ha già vista morta che ti correva a priessa. Non ti preoccupare, la porta se n'è scappata. E ora, musica, maestro! Scusate, ma abbiamo assistito a una trasformazione così. Tu ti trasformi in questa maniera così.
tenendo in bocca un apparecchietto che ti permette di fare questa voce. Questo è un segreto, Paola, non si deve dire. Tagliamo. È proprio il segreto di Pulcinella. In realtà questa è una voce molto antica e questo piccolo espediente, che se vogliamo è una sciocchezza, ma è quel piccolo segreto che permette di travalicare, come dicevi tu, lo spazio e il tempo, perché in effetti questa è proprio una voce antichissima, una voce rituale, una voce che viene da lontano e che, a prescindere dal burattinaio, dalla burattinaia che inguanta Pulcinella e dà vita a burattini, è effettivamente la voce di Pulcinella, sempre se stessa, e che accomuna anche Pulcinella agli altri burattini, agli altri personaggi che in giro per il mondo rappresentano storie simili a quelle delle Guarattelle e che quindi sono, diciamo, dei cugini o dei discendenti. Tu sei meravigliosa. Allora, Guarattelle nel mondo le porta lei, le porta Irene Vecchia. È stata in Messico, in Slovacchia, in Guatemala, e c'è una caratteristica delle tue Guarattelle e di Pulcinella: parla al mondo. Parla a tutti. Parla a tutti. Sì, cioè le reazioni che tu... Guardatela che meraviglia! Le reazioni che tu ricevi, quali sono? È bellissima questa, è un bellissimo ricordo questa foto. E, la meravigliosità di questo mestiere che ho la fortuna di fare in compagnia di Pulcinella è la possibilità di incontrare gli esseri umani che, appunto, al di là dei confini, delle caratteristiche culturali o dell'età o dell'estrazione sociale, hanno un'appartenenza profonda e che vibra delle cose simili. Le paure che abbiamo sono paure che trascendono queste etichette che abbiamo poi nel tempo, e quindi la grande saggezza teatrale di delle Guarattelle, di questa capacità che hanno i burattini di muovere e colpire nella loro efficacia, nella loro essenzialità, queste corde. Muovere e smuovere, perché siamo tutti Pulcinella, voilà, siamo tutti uguali. Pensate, che cosa meravigliosa, no? Accade. Simili. Allora, qui quasi l'avevano arrestato Pulcinella. quasi l'avevano arrestato. Teatro delle Guarattelle e Casa delle Guarattelle, perché il tuo teatro è un teatro. Il teatro, diciamo, con la baracca tradizionale dei burattini, che fa parte di questo termine. Quando diciamo Guarattelle si intende l'oggetto a Napoli per traslato, ma si intende le storie di Pulcinella fatte in una baracca tipica, un casotto dei burattini, e quindi, diciamo, è un termine che abbraccia tante cose, ma che da qualche anno ha effettivamente un luogo anche fisico. Casa Guarattelle è nata, l'abbiamo inaugurata nell'aprile del 2019, e senza rinnegare... Guardate che splendore. Senza rinnegare la strada, che è la casa maestra di questo teatro, che ha attraversato tante strade e continua a attraversare le strade del mondo. Ha anche bisogno di un luogo. Sì, un luogo di incontro dove permettere questa relazione che le Guarattelle hanno sempre avuto con il pubblico. Quindi, diciamo, se oggi la strada comunque è caotica, ci sono tante difficoltà che non permettono l'incontro e la fruizione dello spettacolo, che comunque ha bisogno di un certo silenzio, no? Anche un'attenzione, ci auguriamo che questo spazio, cioè l'idea è venuta proprio da questo, ed effettivamente con le nostre risorse lo sta diventando sempre di più. Burattinai vengono da altre parti del mondo e portano i loro burattini, i loro spettacoli, e in questo modo, diciamo, abbiamo l'occasione di fare quello che i burattinai hanno sempre fatto: incontrarsi, incontrare il pubblico e raccontare le storie del presente. Signori, provate a immaginare Irene Vecchia che in piazza del Plebiscito, ripresa da una telecamera solo dedicata a lei e poi si vede su un grandissimo schermo, inizia con le sue Guarattelle e poi parte il concerto con tutta piazza del Plebiscito piena di Miro di Mare. Questa è l'immagine che ho negli occhi e con la quale voglio chiudere questa puntata, augurando ad entrambi sempre di più un successo immenso e infinito. Questo è l'oro di Napoli, signori. Irene Vecchia, applauso. Grazie. Applauso. Ho fatto come Pulcinella donna.
Miro di Mare con, l'ho detto prima, tutte uguali songhe creature di Enzo Abitabile. Buona vita, Miro di Mare. Grazie. Buona vita e grazie di essere con noi. Vivono sottoterra a Bucarest, si fanno con la rinde busta, Bagdad invece ancora in coppe mura. Tanto care schizzuro chiare guagliuni, in de favelas tutta arrabbazzata, se lo scravo da luna m'ha pugiata, pensa che nire mamma africana, sporca chi ne fa ma non arriva una dimana. Tutte uguali sono che creature, nessuna è figlia e nessuna. Tutte nate dall'amore, sape come si nasce ma non sape come si muore. Tutte uguali sono che creature, nessuno è figlio e nessuno. Rindare un prato aperto, hanno pazzia, non sanno studiare su, sanno favola. Grazie.